ed ora ci colleghiamo con Olindo dal Bentegodi. Olindo, sei in linea? Sì, Gigi, ciao, sono qui ingessato come un pito, ma ci sono. Ti sento forte e chiaro. Senti Olindo, come giocherà il Verona? Come schiererà la squadra praticamente Mandorlini? Sì, Gigi, allora il Verona giocherà con 4-4-2 mascherato da 4-5-1, che nelle ripartenze può diventare un 3-5-2-1 col capello. Nell'occorrenza però anche un 3-2-1-4-2 prefissato dallo 0-6 per chi chiama da fuori Roma. Diremo che il mister Mandorlini dovrà essere bravo ad attuare la fase di attacca-stacca, o se preferisci del metti a cavo, un succe spua, o un asse sbassa, o un smossa in pista. Solo che in fase difensiva è opportuno, secondo me, attuare il classico schema del schissa botton salta macaco, che nelle palle inattive può anche diventare il classico tira fuori Conny se no te metto in padella ti e tua sorella. Mentre, Gigi, per quanto riguarda l'Ascoli, fai copia e incolla. E tu capi qualcosa, te? Io non capi niente. No, ero di dire la stessa roba che a me. Fasi una puntura, chiama il dottor, chiama la suora, non lo so, non lo so. No, la puntura. Sol Barda, va su www.sitobifido.it che è una promozione da fuoco, vezzo. Parchi mai al Monte Molin, che in un mazzo l'accendin. Votor la Marisole, parto in tromba. Musica Zoro!